Un saluto a tutti. Oggi parliamo de filosofia. Questa parola è un po' complessa, che va che non va a assustare a tutti, ma i test di questa filosofia e soprattutto ai teselbidi. Questa parola filosofia viene dal su greco, che narra appunto amore e prosa conoscenza, philos, che narra amore, amicanza, e sofia appunto conoscenza. Sa filosofia si distingue da su mito, che su mito conta da pruschino atteru cosas che non tengono una corrispondenza in sé realidade, sono contos. Invece sa filosofia nasce in Grecia in su 6 seculos innanzi di Gesù Cristo proprio con l'obiettivo di essere una indagine razionale sopra desa realidade che nos inghiriada, che nos circundada. Dunque sa filosofia si configura come una chirca critica e razionale. Narimoso che sa filosofia orientale tiene un marco più religioso, mitico, mitologico, mentre sa filosofia occidentale tiene proprio un marco più razionale, come abbiamo nato. Sos istoricos sono solitos a distinguere varios periodos appunto des storia de su pensu, de su meledu filosoficu, e su primo periodo è cussu cosmologico che si indaga da sa natura. Difatti sos primos filosofos sono sos filosofos de sa physis, come si narra in greco, no? Sono sos filosofos che indagano sopra a pizzo de sa natura. E su secondo periodo est cussu, narimos, antropologico. S'antropologia pertocca da s'omine, si studio de s'omine. Difatti, questo periodo incomincia con sa sofistica, che è questa corrente filosofica che proprio pone des'omine a su centro des'attento, des'attenzione, e subentra a sa filosofia desa natura, e dunque s'asse de si speculazione de su arresonu filosofico si chi sposta da proprio su presomine in questo periodo. Su terzo periodo, che un pagu sos istoricos desa filosofia sono solitos a ammentare, est su periodo ontologico, in cui si indaga da s'essere che viene biu proprio come qualche cosa che pertocca a sa realidade. Dunque est su periodo ontologico che già con Parmenide, con questa figura di filosofo, viene introduita. Poi si vince a Platone, Aristotele con sa metafisica sua. E dunque è un periodo di vero interesse per questa tematica dell'essere. S'ontologia, ontos, da su greco, che narra appunto essere. Un altro periodo è cussu etico, dunque siamo seguendo un vago sa linea cronologica, e riguarda da pruschino atteru sa scolas de s'età ellenistica, s'epicureismo, scetticismo, stoicismo, queste tre scolas che narimoso faeddana proprio de su problema etico e sta a narrare come tesomine deve agire in su mondo, in sa sociedade. Su problema morale in filosofia è proprio questo, su problema etico, da su greco ethos, che narra uso, costumene, eccetera. Sa corrispondenza in latino est mos moris, appunto, morale, bene proprio questa parola. E dunque sa morale etica est una parte della filosofia che pertocca da come abbiamo nato proprio s'agire des'omine. E su periodo dell'età ellenistica si caratterizza da pruschino atteru una crisi profonda vinza desa cosas che vuni sal certezas umanas che sono state acquiridas in su corso de sos seculos. E appustisi di questo periodo per venire questa sorta di excursus cronologico podemos ammentare finza su periodo religioso che già con su neoplatonismo, ma in maniera particolare si fa riferimento a sa filosofia cristiana, in cui appunto si pone del suo problema religioso. Innanzi appunto usa patristica, e sta a narrare sa filosofia de sol babbos o de sa Gresia. Pensiamo appunto a sopra il famato este Austino de Ipona, ma poi si finza si scolastica, Anselmo de Aosta,
Tommaso de Aquino e gasi a seguire, altro filosofo di importu mannu. Sa filosofia cristiana si servidi proprio desa filosofia come indagine razionale pro giustificare tutto s'apparatu desa vide. Dunque sa filosofia si configura in questo periodo come ancilla teologie e sta narrare appunto come zeracca desa teologia. Dunque si serve desa teologia desa filosofia può dare dimostrazione razionale desa veridades e desa vide. Dunque incominciamo in questo cammino che stiamo affrontando, ovviamente in maniera meda semplice, sintetica, divulgativa, per fare uno vaga a comprendere una materia che pare complessa, però convida da somine proprio a resonare sopra questa realtà. Questo è proprio sabunna, l'obiettivo ultimo della filosofia, che de fatto è una disciplina teorica, non data des insegnamentos podemos narrare praticos in immediato, però non data des insegnamentos che pertoccano appunto sa vita di ogni dia. Narimoso che la prima scuola che noi agattamos è la scuola ionica, sos ionicos de Mileto, questa colonia appunto greca dell'Asia Minore, e sa filosofia nasce proprio in noghe, in questa area geografica, e si configura come un'indagine monista. Ite che narrare in filosofia monismo. Monismo che narrare monos, appunto greco, come appunto sa chirca di un principio unico. E sta narrare chi sarché s'origine de totus as cosas, come si narra in greco, sarché est da rintracciare in un unico principio. E questo principio est appunto un principio naturale, che s'agatta in natura. Facendo un esempio pratico, potremmo citare il primo filosofo della storia appunto dell'Occidente, della filosofia occidentale, che è Talete. Talete che rintraccia da suo principio in sabba appunto finza scorsa che buffamos, quindi sabba è su principio naturale che sta a sa base di tutte le cose. Dunque sabba è costitutiva della realtà, la natura delle cose nella taletta è umida fondamentalmente. E su bivede, sus istoricos sono un luogo concordes all'ubonnere in sa data 624 innanti desera di Gesù Cristo e moridi in su 548 pruso manco. De questo primo filosofo ischimos pago e nudda, qualche frammento, qualche testimonia affidata a soralidade, ma vinzas a sopra metafisica, sa metafisica di Aristotele, in suo primo libro, veste proprio una rassegna, passa in rassegna tutto questo filosofo. Dunque, queste sono le testimonias più attendibili che tenemos. E sì, Talete rintraccia da suo principio in sabba, Anassimandro lo rintraccia da in un principio indefinito che viene di appunto chiamato apiron, illimitato appunto. Questo è un principio illimitato, infinito. Viene da su greco questa parola apiron e che appunto narrare illimitato. Da alfa privativo, non, e poi peras in greco, che chiede narrare su limite praticamente, quindi non limitato. Ha scritto un'opera sopra desa natura, Anassimandro, teniamo appunto qualche frammento di quest'opera e insomma già il titolo va da chiaro, è proprio un'opera, un'indagine sopra desa natura. Su terzo e ultimo filosofo di questa prima parte della storia del penso occidentale è Anassimene, o Anassimene a sa greca, che rintraccia da origine, su principio di tutte le cose in saria che appunto veste in tundu a noi, si appunto allenamos. E dunque, come potete dire, veste proprio l'indagine naturalistica che è sul centro di questo primo pensadores dell'antichità. Un'altra scuola che di sicuro suscita da me da interesse è la scuola pitagorica,
chi è che non conosce di Pitagora, su teorema di Pitagora, chi si studia da vinza in scuola, insomma. Ecco, Pitagora appunto non fu di solo un matematico, ma vinza il filosofo. Beste denarre pure che questa figura del primo filosofo fu una figura pruschino atteru de gente che va chiedono un pago dedotto, tuttologo, come si narra, un pago matematico, un pago fisico, un pago filosofo, un pago botanico, insomma, fu un pago dedotto, abbrazzaiano proprio si scienza in maniera completa. Narimo che Pitagora nasce de prusommancu in su 571, siamo in su secolo VI innanzi di Gesù Cristo, e mori di prusommancu in su 490. Su pitagorismo è una scuola a carattere religioso, è un usozio appunto, un usozio a carattere religioso in cui appunto si pratica da sa filosofia via come cammino pro liberare s'anima da esa carena, liberare s'anima da su corpus, ducas a su corpus benebidu come presone pos'anima. E infatti è famata in su pitagorismo sa dottrina desa metempsicosi, che poi si vinza a Platone con sa dottrina desa reminiscenza ad tornare a alleare come narimo esempio proprio da su pitagorismo. Sa metempsicosi che è sa dottrina a molnado desa trasmigrazione desa animas da un corpus a un altro corpus, da una carena a un'altra carena. E ducas si può dare appunto di innatismo, cioè s'anima è innata, è nascita prima de dottus in qualche maniera. Ovviamente quando faidamos de Pitagora e de su pitagorismo faidamos appunto disimportanza che su pitagorismo data a sa matematica. Dunque s'abba de narrere che su numero est assunto come podimo narrare principio proprio arché de totus as cosas. Però attenzione, va de narrare che sa visione de Pitagora non è una visione monista, ma una visione dualista. E sta a narrare che bisogna sempre due principi che si oppongono uno con l'altro. E sta a narrare su dispari e su parisi. Sul numero disparos sono limitados, sul numero parisi invece sono illimitados. Questa è proprio questa forma di dualismo, ma vinza tra supra e giosso, tra alto e basso, tra manca e diretta, insomma, bisogna tutte opposizioni che su pitagorismo leada in considero. E a questo proposito va a narrare che su chi è limitato, in sa concezione greca, è perfetto. Infatti, sa visione ciclica della realtà è una visione di perfezione, è sinonimo, simbolo di perfezione. Invece, l'illimitato è imperfetto. Ducas a questa concezione ciclica, questa concezione circolare dell'istoria, fatta appunto di generazione e corruzione, di morte e di renascita, potremmo narrare, è propria della grecidade e si oppone a questa visione cristiana lineare de su tempus, desa vita appunto. Può accabare con su pitagorismo va a narrare che una delle figuras più d'importo è sa tetractis, che appunto è una figura che praticamente sa somma di tutti i punti è su numero 10 che è assunto come il numero perfetto appunto da su pitagorismo. Ducas abeste proprio questa sacralità di su numero, della numerologia. Ducas su numero 10 è espressato in forma geometrica in questa figura sacra desa tetractis. Seguendo su cammino nostro, appunto, ovviamente noi lo stiamo seguendo in maniera quasi sintetica, stiamo andando un po' che sono le nozioni generali del suo penso antico, soprattutto di questa prima fase del suo penso antico, e un'altra figura di filosofo vale di sapere appunto chi vale pena di mentovare è Eraclito. Eraclito di Efeso, che viene di soprannominato appunto su misterioso, nasce de prusommanco in su 550 innanzi di Gesù Cristo e mori in su 480.
Isu tenete una concezione aristocratica desa sapienzia, appunto, desa filosofia, e sta a narrare che issu distinguere introso ischidoso e drommidoso. Sos ischidoso sono sos filosofos, sos chi appunto faghen arte de filosofia. Sos drommioso invece sono sos prusu, cioè sos chi in qualche maniera sa gente comuna, sos chi non si interrogano sopra sa realidad, sos chi si indaffuti in un pago de esas cosas che lo circundano. Invece sos ischidos sono proprio sos filosofos, dunque su filosofo tenete proprio questo carattere aristocratico. E issu Eraclitu est famadu po sa dottrina de su divenire, de su divennere appunto, e chi pertoccat sa irreversibilidade de sas cosas. Duncas sa frase prus famada de Eraclitu est pantarei in grecu, cioè totu praticamente mudat, totu non est frimmu, totu est in movimentu, duncas sa realidade est in perenne mudonzu, est in perenne movimentu. E custu cheret narrere chi non est mai uguale a sa chi fut innantis sa realidade appunto. E ovviamente, essendo unu presofista, unu presocratico e duncas unu filosofu de sa natura, issu rintracciat in su fogu s'archè su prinzipiu de totu sas cosas. Però questo fogu podimus narrare chi est sia unu prinzipiu fisicu, chi regget appunto sas cosas, ma vinzas unu prinzipiu razionale identificatu appunto con su logos, chi governat appunto sas cosas. Faeddat issu finzas de sa teoria de s'unidade de sos contrarios, cioè chi un oppostu praticamente non potet abbarrare sena s'àteru. Ecco, questo est in sintesi unu pagu su pensu de Eraclitu. Però si Eraclitu est consideratu su filosofu de sa dinamicidade de sa realidade appunto, duncas su pantarei totu non est mai frimmu, totu est in movimentu. S'eleatismu, inauguratu appunto da Parmenide, da questo filosofo de Importumannu, chi naschet prus o mancu, est coetaneo, est appunto, podimus narrere, fedale quasi de Eraclitu, naschet in su 550 e morit in su 450 prus o mancu, in antisi de Gesù Cristo ovviamente. Est unu filosofu Parmenide de sa istaticitade des essere, de sa realidade. Si Eraclitu appunto est dinamico, totu mudat, totu narimus est soggetto a corruzione a mudonzu, invece secondo Parmenide solus essere, e noi introduimos proprio questa parola meda de importu, che est ontologia, si studio des essere, ecco, solus essere esistidi. Ma quest'essere commente quali sono sas caratteristicas principales des essere? S'essere est e non podet no essere, che narrere ischire de no ischire est narrere ammittere s'ignoranzia propria. E dunque issu faghiat riferimento a questo che fu di s'oracolo de Delfi, conoscere a tie matessi, gnosis auton, appunto, questa frase in greco che narrere a conoscere a noi e tutto in s'interioridade. E su metodu socraticu si partit in duas partes, beste da una banda s'ironia, questo metodo ironico appunto, s'ironia che narrere a denigrare s'avversariu, a ponere dudas a s'avversariu, commente sa torpedine marina, chi in qualche maniera faghet un pagu di scompigliu in sa persona, quando una persona è appunto beni di punta da questa torpedine, gasi appunto Socrate chilcat de appunto bettare un pago de dudas in s'interlocutore, proprio per li faghere a comprendere che su Bielnande non corrisponde a verità, ma la verità è andata chilcata in maniera appunto lenta e ragionata appunto. Dunque s'ironia est sa prima parte del suo metodo appunto socratico, la seconda parte est sa maieutica. Maieutica est un termine che quer narrere appunto ande ogare sa conoscenza, proprio per medio di un processo razionale. Commente sa mama appunto de Socrate,
Issu fu di fizu di un iscultore, Sofronisco ed Efenarete, appunto chi faghiat sa levatrice, e sta a narrere sa chi faghiat azuaidi sal mamas, sal feminas a partorire, a faghe nasche sul fizos, gasi comente sa mama Socrate azuat sos omines a faghere partorire, appunto a faghe naschere sa connoschenzia. E duncas si servit de custa maieutica, de custu metodu chi consistit propriu in su fattu de partorire sa connoschenzia attraverso proprio promediu de unu processu razionale lentu de chilca de sa veridade. E issu est unu pagu finza su babbu de su concettu, ca issu narat fondamentalmente, Socrate narat, non mi importa da ischire con circonlocuzione se teste cussa determinata cosa, ma a me interessa su TST, chi cherere narrare i teste questa cosa, cioè dare sa definizione precisa di una determinata cosa. Dunque tocca dall'ompere a suo concetto pro via induttiva il suo sosteniti, cioè passare da su particolare a su universale. Pro e amos acabado, nos vedimos in sa prossima puntata. Adioso.